Sì, soprattutto in questi giorni dove c'è la ricorrenza di Vaia dal 29 di ottobre, quindi da subito per parlare di quello che è stato Vaia. Sono 28.000 ettari rasi al suolo in Veneto su 100.000 interessati e poi questa particolarità, questo focus Cansiglio, altopiano del Cansiglio, la foresta, il Bosco da Remi della Repubblica Serenissima, solo la faggeta ovviamente interessata per circa 20.000 metri cubi di schianto. Spesso da eventi negativi si possono anche trarre delle nuova linfa per le attività economiche, anche per lo sviluppo di un territorio, questo è il nostro caso. Beh, questo è il caso di questa azienda, Itlas, che ha voluto fare un accordo con Veneto Agricoltura, raccogliere e quindi acquistare tutto il legname e il faggio che esce dalla foresta grazie alle imprese boschive e soprattutto con l'impegno di pagarlo quello che valeva prima di Baia e pagarlo peraltro con un prezzo che è almeno 3-4 volte più alto del prezzo di mercato di faggi francesi piuttosto che di altre località. C'è una voce che gira, almeno nei palazzi romani, c'è la segnalata anche l'assessore Bortacine, vale a dire che nella manovra del governo si parla di qualche taglio ai finanziamenti di risarcimento per Vaia. Ma le manovre bisogna sempre che le facciano quelli che sanno farle, altrimenti strisci la macchina, no? Se strisci la macchina poi qualcuno ti sgrida. Faremo a vedere. Noi abbiamo un impegno da parte del governo Conte 1, a meno che Conte non smentisca Conte, il Conte 1 di 1 miliardata di euro. Abbiamo già investito 377 milioni al 30 settembre di quest'anno, li abbiamo già spesi tutti, 1746 cantieri di tutto il Veneto, sono sotto gli occhi di tutti. Se vogliono dire i Veneti che non danno più soldi, ne prendiamo atto, ma noi poi sappiamo come rispondere. Il Consiglio è un bene importante per la regione, peraltro una foresta demaniale regionale e peraltro dobbiamo inserirla, va inserita poi nel patrimonio UNESCO, soprattutto quello europeo, peraltro è considerata la più bella faggeta d'Europa. Sì, peraltro non è una novità, non è che in ogni posto dove vado faccio un patrimonio dell'umanità. La verità è che le faggete europee, patrimonio dell'umanità, esiste già come circuito. Si sono dimenticati di inserire la foresta del Consiglio, un dossier peraltro non presentato da noi, è un dossier di qualche anno fa e noi stiamo chiedendo ormai da un po' di poter avere l'inserimento della faggeta più bella d'Europa, che come dice lei il Consiglio, per cui penso che meriti fino in fondo di dire che la faggeta del Consiglio sarà patrimonio umanitario. E quindi la regione continua una storia millenaria di gestione della faggeta. Ma potremmo dire simpaticamente che la Repubblica Veneta non ha mai smesso di lavorare anche in Consiglio. Il governatore ha detto che la conferenza stampa sarà nei prossimi giorni, però giusto un'idea di quello che è tutto il resto che è stato colpito dalla tempesta. Abbiamo avuto 100.000 ettari interessati, 28.000 rasi al suolo, abbiamo aperto al 30 settembre 1.746 cantieri, investiti 377 milioni di euro, quindi abbiamo assolutamente speso tutti i soldi che avevamo a disposizione per l'annualità 2019. Liquidato 88 milioni di euro ai privati e aziende che hanno avuto danni e poi avremo modo di presentare anche nel dettaglio tutta una serie di attività fatte dai diversi soggetti attuatori, penso a Veneto Agricoltura, penso a VEPA, e insomma un po' tutte le realtà che hanno lavorato per questa partita, i volontari, i comuni, insomma c'è molto da dire rispetto a quello che si è fatto e anche alle opere singole. Io ho domande per le relazioni.